Buongiorno e ben ritrovati, un nuovo appuntamento con Voi la Linea per approfondire i temi del giorno. Continua la mobilitazione del comparto wedding. Questa mattina è scesa in piazza in diverse città italiane per chiedere ristori e una data certa per la ripresa dell'intero settore. La manifestazione ha fatto tappa questa mattina anche in Piazza Libertà a Udine. Siamo qui in Piazza Libertà a Udine, una delle diverse piazze che oggi manifesta appunto a sostegno del comparto wedding, ma per lanciare un messaggio anche alle coppie di sposi. Ce ne parla Federico Beltrame, che è il capitano, il portavoce diciamo di questa iniziativa qui a Udine. Intanto buongiorno Alexis e grazie a voi e Telefriuli di aiutarci nel raccontare un po' la nostra iniziativa. Allora, io sono stato nominato da Stefania Vismara, che è una delle fondatrici di Insieme per il Wedding, che è un movimento che ha cercato di raccogliere in maniera trasversale quelle che sono tutte le componenti fondamentali, no? Che organizzano un matrimonio, quindi da chi si occupa degli abiti da sposa a chi fa il cameriere in sala. Bene, ci siamo resi conto che le grandi associazioni di categoria hanno scelto, per fortuna tra l'altro, altre strade per cercare di perorare la nostra filiera. Noi abbiamo scelto invece di scendere in piazza perché ci ha preoccupato l'idea che in questo momento nessuno faccia chiarezza su quelli che possono essere gli scenari futuri. Noi abbiamo a memoria il fatto che l'estate scorsa, giugno, luglio, agosto e settembre, la nostra filiera è riuscita a ripartire con protocolli certi, con magari comunque delle modifiche, ma non particolarmente difficili anche alle procedure organizzative del matrimonio e del ricevimento. Bene, noi ci auguriamo che questo venga di nuovo preso in esame perché vogliamo garantire alle nostre coppie che hanno scelto di sposarsi nel 2021 che sarà possibile. Immaginatevi, no? Già nel 2020 c'è stato da parte dell'80% delle coppie una sorta di rinuncia e di proroga del loro giorno speciale in quest'anno, nel 2021. Ma le tante invece coppie che hanno scelto proprio il 2021 per sposarsi, bene, erano consapevoli della pandemia e hanno scelto e l'hanno voluto fare e sono assolutamente da rincuorare e anche noi attraverso la nostra voce, la nostra voglia di chiarezza speriamo di convincerle che sarà possibile. Bisogna avere un po' di pazienza. Voi siete qui dalle 10 del mattino, eravate più numerosi, sempre mantenendo le distanze, tutte le precauzioni di sicurezza, però insomma volevate esserci proprio per dare un messaggio di speranza alle coppie e comunque volete sempre chiedere data certa di riapertura dei matrimoni. Infatti, allora noi eravamo presenti qui anche un mese fa, era il 26 febbraio e anche in quell'occasione siamo stati baciati dal sole. Oggi di nuovo questa è una rappresentanza e ringrazio tutti coloro i quali anche sono già ritornati alle loro attività perché alla fine da imprenditori con tutte le autorizzazioni del caso però il nostro scopo non è impegnarci dal punto di vista né politico né associativo ma semplicemente farci forza uno con gli altri e raccontare attraverso anche la stampa che noi siamo pronti perché noi siamo dei professionisti in grado di organizzare un qualcosa in sicurezza e anche con tempi molto più ristretti rispetto a quelli che erano magari gli abituali. Questo non soltanto per una volontà di impresa. Dietro di noi ci sono nell'indotto complessivo oltre 90.000 società in Italia, un fatturato complessivo tra indotto di oltre 67 miliardi. Quindi raccontiamo una fetta importante di Made in Italy, perché insisto, tutto quello che riguarda un matrimonio, soprattutto quelli anche della nostra regione, appartiene al territorio, da chi porta il cibo del territorio, a chi valorizza le location del territorio che rischiano di essere depauperate perché senza anche le entrate derivanti dalle organizzazioni degli eventi rischiano a loro volta di perdersi, ma soprattutto tantissimi dipendenti di aziende che sono pronte e noi speriamo quanto prima che il sole sia di buon auspicio. Il cartello Vendesi che è appeso sulla vetrina del salone non rappresenta la sua reale intenzione, ma l'ipotesi di chiudere e cedere l'attività, vista la situazione, non è così remota. Non poteva più però stare senza lavoro con le tante preoccupazioni per il futuro. Flavia Snidero, titolare di SOS Capelli, salone di parrucchiera aperto dal 2007 in via Asquini a Udine, ha pensato a questa iniziativa per lanciare un segnale. L'abbiamo raggiunta. Ci troviamo in via Squini a Udine di fronte al negozio SOS Capelli, tanti idee per la testa, è un salone di parrucchiere. Titolare qui è Flavia Snidero dove da ieri ha affisso questo cartello Vendesi in maniera provocatoria, perché non ce la fai più? Esatto, assolutamente sì, questo è proprio un gesto che ho desiderato perché non riesco a dormire più di notte, per cui un'idea per provocare qualche cosa ci deve stare. E ho pensato il biglietto vendersi, non vuol dire che io vendo i miei muri del negozio,
Ma se metto vendersi è un segno assolutamente pericoloso, ma perché tutti dovremmo fare il gesto di vendersi, vendere le nostre attività, chiuderle, ci hanno permesso di chiudere senza nessuna agevolazione e questo purtroppo comprendo, ma se mi va bene perché non li hai, mi devi però far lavorare. I ristori dunque non ti arriveranno e proprio per questo dici se io non lavoro però sarò costretta a vendere, anche perché ci sono delle ragazze che devi mantenere. Assolutamente sì, io e le mie colleghe che comunque abbiamo sempre lavorato in enorme sicurezza, le mie clienti che sono sempre state splendide sono entrate facendo la coda, facendo tutte le attenzioni, seguendo il mio protocollo personale assolutamente molto rigido, ma che torno a dire, come tutti i miei colleghi parrucchieri e estetiste, abbiamo dei rigori nelle nostre attività assolutamente fondamentali per poter lavorare in sicurezza. Io infatti in realtà non conosco nessun salone che ha chiuso per Covid o che abbia sentito epidemie particolari e sento paure, certo le paure sì, ma vuol dire che ci sono sempre stati in tutte le attività grandi attenzioni. Tu vorresti magari avere un protocollo ancora più rigido, però per appunto lavorare. Sì, se questo serve per permetterci di aprire e di continuare a lavorare in maniera diversa, ancora più severa, va benissimo. Secondo me siamo al di là, io vorrei parlare per tutta la mia categoria, per cui secondo me tutti quanti noi vorremmo una cosa anche più severa se questo ci permette di aprire la mattina e di chiudere la sera. Magari anche avere un orario più ampio, cioè tu sei anche disponibile a lavorare di più. Assolutamente sì, io sono una che davanti anche alle paure delle mie clienti faccio appuntamenti riservati, per cui magari sono da sola con quella persona, cioè ci si viene incontro in qualsiasi tipo di problematiche o attenzioni o timori che uno può avere. Per cui davvero secondo me siamo tutte estremamente attenti e perché non farci aprire? Anche perché un anno fa avete investito proprio per avere tutti i presidi di sicurezza e un anno dopo vi ritrovate chiusi. Assolutamente sì, abbiamo tutti investito parecchio, abbiamo tutti aperto con tante attenzioni, sanificatori, distanze, guanti, mascherine, visiere, qualsiasi cosa uno gli venga in testa qua dentro, ma come in tutti i negozi c'è. Per cui mi viene da dire pretendo di aprire. Il movimento Priorità alla scuola torna oggi in piazza per riportare la scuola al centro del dibattito pubblico e per chiedere subito la riapertura di tutti gli istituti e investimenti seri per il comparto, partendo dal Recovery Fund. Sentiamo Anna Filardo di Priorità alla scuola di Udine. Priorità alla scuola vuole rimettere al centro del dibattito pubblico la scuola, per cui la manifestazione di oggi, come quelle che sono già state fatte in precedenza molte volte, è la dimostrazione di quello che noi sentiamo, di quello che noi pensiamo e con oggi diciamo la cosa principale che noi vogliamo, desideriamo condividere con la comunità è innanzitutto la richiesta di riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, assolutamente, e soprattutto di cominciare davvero da subito ad investire immediatamente per la scuola in maniera seria, per esempio appunto una congrua parte del Recovery Fund che è appunto destinata al rilancio della scuola. E questo diciamo è quello che principalmente noi in questo momento mettiamo al centro, il nostro focus è questo e poi soprattutto vogliamo fare una riflessione. Ci sono tamponi periodici fatti nelle scuole, no? La scuola è un contesto dove c'è un tracciamento continuo. Ecco, il tracciamento però va garantito dappertutto, non solo nelle scuole, nel senso che se continueremo a tracciare solo in determinati contesti è ovvio che i positivi continueremo a trovarli, ma se continuiamo a non tracciare in altri posti, quindi non troveremo mai quello che sappiamo, quindi il positivo. Quindi non focalizziamo diciamo tutto sulle scuole, cioè cerchiamo di creare tracciamenti, cerchiamo di favorire i tamponi rapidi e tutto quello, i tamponi periodici in tutti i contesti, sia quelli scolastici
sia quelli lavorativi, in tutti i contesti della comunità, perché è fondamentale. Noi abbiamo sempre detto, non abbiamo mai messo in discussione il periodo delicato che viviamo, il fatto che comunque c'è stata un'alta percentuale, un aumento della percentuale dei contagi, che cioè, se c'è bisogno, ecco, di prendere dei provvedimenti drastici, si prendono, però quando tu vedi chiudere le scuole e tutto il resto del mondo va ad andare avanti, insomma diventa un po' complesso e così ti fa pensare, no? Ti fa pensare effettivamente a quali sono davvero le priorità, cioè non si è fermato tutto il mondo, si è fermata solo la scuola. Facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta da voi la linea, tra poco. Bentornati a Da Voi la Linea, ora andiamo a Trieste dove questa mattina si è tenuta una manifestazione del mondo della scuola per chiedere lo stop alle classi pollaio e la ripresa della didattica in presenza. Si sentono presi in giro perché da un lato sono stati i primi ad essere vaccinati e poi i primi ad essere stati chiusi. Gli insegnanti che aderiscono alle sigle sindacali dei Cobas, di Priorità alla Scuola, di Link e dell'Unione degli Studenti sono scesi in piazza Trieste per chiedere il ripristino della didattica in presenza, accettando anche i tamponi a tappeto, ma non solo. E le promesse non servono più, lo stiamo vedendo che nei fatti non sta cambiando nulla, quasi nulla, quindi servono investimenti seri nella scuola, sull'edilizia, sugli organici, su tutti quei fattori che rendono la scuola sicura anche quando c'è una pandemia come in questo momento. Quindi no alle classi pollaio, sì alle assunzioni dei precari, sì alla costruzione, alla messa in sicurezza degli edifici. C'è una situazione un po' paradossale, ovvero gli insegnanti sono stati inseriti nelle categorie prioritarie per effettuare la profilassi anti-Covid e le scuole sono state chiuse praticamente subito. Sì, diciamo che c'è proprio una schizofrenia, non si capisce bene come vengono prese determinate decisioni, le scelte, si inizia una campagna di vaccinazione e si tengono poi gli insegnanti a casa e gli studenti a casa. Quindi di fronte a dati che dicono chiaramente che manca una correlazione rispetto all'aumento della diffusione del virus quando le scuole sono aperte. Rimaniamo sempre a Trieste dove questa mattina si è tenuta l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Trieste. Il rettore Roberto Di Lenarda traccia gli obiettivi per il 2021, in particolare nella formazione del personale medico e sanitario. L'inaugurazione dell'anno accademico, un anno chiaramente condizionato dall'emergenza Covid, le università però ci sono, continuano a operare e continuano a garantire l'istruzione. Manca forse il confronto e l'obiettivo è di tornare in aula il prima possibile, ovviamente. L'obiettivo è l'auspicio e devo dire che a questo punto possiamo anche ipotizzare di dire che è una certezza. L'andamento della campagna vaccinale, che speriamo possa avere un'accelerazione anche grazie all'intervento dei nostri specializzandi, ci metterà nelle condizioni di poter ritornare in sicurezza. Nel breve periodo noi contiamo con la settimana successiva a quella di Pasqua di poter riaprire i laboratori e i tirocini e, se saremo classificati in zona gialla o arancione, anche la didattica in presenza con le ovvie limitazioni. È stato un anno difficile, è stato un anno complesso, devo dire che gli studenti, il personale, i docenti hanno fatto uno sforzo epocale, anche al di là di quelli ovvio dell'ambito medico, perché questo ci ha consentito di laureare un numero di studenti superiore a quelli dell'anno precedente, di avere un numero di esami sostenuti superiore a quello dell'anno precedente, per cui la macchina non si è fermata, contiamo di riportarla in presenza al più presto, ma nessuno ne ha pagato un prezzo irreversibile nell'ambito della sua carriera. Oggi Trieste e Udine sono alleate dopo anni, insomma, è inutile nascondere, dopo anni difficili, si lavora insieme, si collabora insieme e l'obiettivo è anche quello di aumentare i medici e gli specializzandi e gli infermieri soprattutto, che è una delle richieste pressanti del sistema. In questo senso c'è ottimismo anche per le parole del nuovo Premier Mario Draghi, che ha comunque posto l'istruzione al centro dei suoi discorsi ed è forse una novità questa.
Devo dire che un piccolo cambiamento si era già visto nell'ultimo anno e mezzo. Sicuramente la pandemia ha reso ancora più centrale l'attenzione sul mondo sanitario e medico, ma è tutto, diciamo, la politica che si è resa conto, speriamo in modo irreversibile, di come solo l'investimento in ricerca e in sviluppo può fare uscire il nostro Paese da questo momento di difficoltà. I fondi ci sono, dobbiamo essere capaci di fare dei progetti credibili, di saperli applicare con tempistiche strette quelle che ci chiede l'Europa, e la prospettiva sicuramente è migliore. Tornando al tema della numerosità degli specializzandi, noi abbiamo quasi raddoppiato i contratti di scuola di specialità per quest'anno. Il prossimo anno attiveremo 2 corsi di laurea specifici in ambito sanitario, entrambi interateneo con Udine, la laurea magistrale in infermieristica e la laurea per assistenti sanitari, anche queste molto importanti nella gestione di questa fase pandemica, ma anche i numeri proprio su tutte le professioni sanitarie sono state implementate allo scopo di dare una maggiore risposta alle esigenze della popolazione. Ultimissima domanda, qual è la sfida per quest'anno accademico di UniTS? Le sfide sono tante, vogliamo ulteriormente implementare il numero degli iscritti. Quest'anno finalmente abbiamo superato nuovamente i 5.000 iscritti al primo anno, e non succedeva dal 2009-2010. Continuare negli investimenti nel miglioramento dei locali, delle aule studio, e sicuramente fare un ulteriore passo in avanti nella qualità della ricerca, ma anche nella sostenibilità. Stiamo facendo partire molti progetti in questo ambito e crediamo che ormai il tempo sia maturo per dare una svolta anche in questo senso. Nell'ultimo anno la Caritas di Concordia Pordenone ha dovuto fare i conti con una situazione di difficoltà e povertà crescente sul territorio. Al centro d'ascolto si sono rivolte quasi 400 persone, in buona parte italiane, che hanno chiesto in particolare aiuti economici e materiali, oltre al sostegno psicologico. Gli accessi all'Emporio Solidale per l'acquisto di cibo sono aumentati del 30%. Andrea Barachino, direttore della Caritas di Pordenone, oggi la presentazione di quelli che sono stati i vostri interventi in questo anno complicato della pandemia. Allora, com'è andata in questo 2020-2021 molto complicato e segnato dal Covid? C'è stata innanzitutto appunto la fatica del dover ripensare appunto i servizi che si basano sul stare accanto alle persone, e quello che invece la pandemia ci ha chiesto è quello di tenere distanza sociale. E distanza fisica, abbiamo cercato che fosse distanza fisica e non appunto distanza sociale, e sono stati sollecitati vari servizi sia al centro d'ascolto diocesano, ma anche le parrocchie, ma anche quei servizi che si collegano al centro d'ascolto, l'Emporio, che ha visto un incremento di persone di circa il 30-40%, e lì ci sono state veramente le code, e poi il Fondo Diocesano di Solidarietà, che ha visto un incremento di oltre il 120%, soprattutto interventi che hanno riguardato la casa, insomma. Ecco, quindi attraverso questi strumenti che già c'erano e che sono stati potenziati si è cercato di dare risposte ai crescenti bisogni e ai nuovi volti che si sono affacciati. Che tipo di persone si sono rivolte a voi, e se sono anche persone che non si erano mai rivolte alla Caritas e che lo hanno dovuto fare purtroppo in questo ultimo anno? Sì, abbiamo visto delle situazioni particolari e badanti, ma abbiamo visto anche per esempio chi fa lo spettacolo appunto viaggiante, detta in termini, in parole povere, appunto i giostrai, che generalmente non si affacciavano al nostro mondo perché vivevano facendo i spettacoli, le giostre eccetera, e di colpo si sono trovati bloccati. E generalmente, storicamente, il centro d'ascolto ha sempre avuto, è sempre stato un punto di riferimento per chi veniva da altri paesi, proprio legato all'orientamento sul territorio eccetera. Assistiamo a una crescita di persone appunto italiane che hanno una caratteristica in più, che è quella legata al fatto di avere molte problematiche, di avere situazioni appunto complesse. Adriana Segato, responsabile del centro di ascolto diocesano, insomma i numeri di questo periodo complicato. Sì, solo al centro di ascolto abbiamo incontrato 384 persone e quest'anno appunto abbiamo ricevuto su appuntamento soprattutto, ma anche molto spesso abbiamo fatto colloqui telefonici.
Questo ha reso un po' complicato perché non è facile incontrare realmente e capire le situazioni solamente telefonicamente, ma questo è stato necessario. E, abbiamo contato anche su una disponibilità molto risicata dei volontari, che sono un po' l'anima dei nostri servizi, ma molti di loro purtroppo hanno dovuto stare a casa appunto per garantire la sicurezza di tutti, e quindi il lavoro è stato grande per chi era qui ed era un po' in prima linea. Qual è l'identikit delle persone che si sono rivolte a voi e qual è la richiesta principale? Praticamente sono soprattutto, cioè la grande maggioranza, nuclei familiari nella fascia d'età dai 35 ai 50 anni, quindi con carichi familiari e anche, se vogliamo, con minori possibilità di giocarsi in nuovi contesti anche dal punto di vista del lavoro. Abbiamo incontrato però anche molti singoli, con quindi in più come peso appunto avere a che fare con una situazione di solitudine, con relazioni un pochino più sfilacciate. Incontrare persone che per la prima volta si trovano in situazioni di difficoltà, che nel 2020 tanti sono stati colpiti e non avevano idea di come funziona anche i servizi, che diritti una persona può avere, che aiuti, dove poter andare a bussare. Ecco, questo è un bisogno importante, quello di essere orientati, essere accompagnati verso i contesti dove formulare le domande, e quindi a volte abbiamo visto che è stato anche sufficiente questo, persone che poi ci richiamavano e ci dicevano: bene, adesso la cosa va meglio, mi è arrivata la cassa integrazione, ho potuto accedere a questo contributo, vi ringrazio, ho trovato lavoro, nel frattempo non ho più bisogno di voi. Quindi dico, anche l'essere rassicurati in quel momento di confusione generale è stato un aiuto. In ogni parte del mondo la nostra Aquila ci tiene sempre uniti, e questa è la frase di chiusura scelta per il nuovo video con cui l'Arlef, l'Agenzia regionale per la lingua friulana, ha deciso di celebrare il 3 aprile la Fiesta de Patrie dal Friul, un filmato che gli spettatori in un vero e proprio giro del mondo, Udine, New York, Parigi, Los Angeles e poi di nuovo il Friuli, il filo rosso che conduce da un luogo all'altro del globo è la bandiera del Friuli. La regia del video è affidata a Giorgio Milocco, vediamo il filmato. Andy? Mandi papà, grazie. Mandi stelle. In ogni bande dal mont, la nostre aquile, non sten sempre d'oglie. Siamo in chiusura, l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.